A due motti il nuovo questore di Venezia e già li espone ai giornalisti che lo sono venuti a conoscere. Vito Danilo Gagliardi è cordiale, disponibile, sorridente, stringe le mani, si dice felice di essere sbarcato in quella che definisce una città unica. Ed ecco i suoi due credo. Primo, il nostro azionista di riferimento dice è il cittadino. Secondo, questa questura sarà un edificio di cristallo, trasparente. Sbarcato da pochissimo, ha detto che si sente già veneziano. È sempre stato il mio stile, inserirmi nella realtà in cui dovrò lavorare e mettermi i panni del cittadino di questa realtà. E quindi inizierò a parlare, difficilmente in veneziano, ma a ragionare affinché tutta la comunità possa cogliere e capire l'attività che stiamo svolgendo in loro favore. Come ho sempre detto, per me il cittadino è il mio azionista di riferimento. Lei ha parlato di trasparenza. Sì, in ogni realtà e quindi in questa più che in altre, la mia questura, il mio ufficio e i miei collaboratori renderanno questo edificio di cristallo affinché tutti possano sapere cosa si fa, come si lavora per il bene della comunità. Cittadini molto sensibili, i veneti, ma insomma i veneziani in questo caso, e lei diceva è bene che comunque i miei uomini siano sollecitati, quindi i cittadini possono funzionare come sentinelle del territorio in qualche modo. Per me i cittadini in ogni realtà, e in questa non fa differenza dalle altre, sono la mia ennesima volante, la volante silenziosa, la volante che guarda, sono le telecamere sulla città che consentono con una sola telefonata di fare un intervento che potrebbe anticipare la commissione di un reato o quantomeno evitare che venga posta a termine questa azione. È importantissimo questo fatto perché l'input che sarà dato a tutto il mio personale sarà quello di accorrere a qualsiasi chiamata. Meglio una corsa inutile che una corsa in ritardo. Venezia è città comunque delicata, la laguna intendiamo, è comunque anche un simbolo e per questo insomma può anche essere presa di mira, ce ne siamo già accorti. Di città come Venezia ce ne sono molte in Italia, sono delle bellezze uniche nel mondo. L'attenzione che avremo, e in particolare che ha il Ministero dell'Interno, in particolare il Dipartimento della Pubblica Sicurezza su questa realtà, l'attenzione è massima, il nostro impegno sarà altissimo e non verrà mai meno. Cosa si sente di dire infine ai suoi nuovi concittadini per ora? Assicurarli del mio grandissimo impegno per trasmettere maggior sicurezza.